qualche modo per riuscire ad arrivare più in là. Manca poco al traguardo, manca l'ultimo sforzo, poi domani chissà. E intanto gira e va, gira, e chi ci fermerà? Signore e signori, buonasera. Le immagini che vedete vi giungono da Lamporecchio, dove tra poco inizierà la prima delle due serate riservate al primo circuito dei Rioni. Si svolgerà in due serate, come dicevo. La prima sarà un cronometro a coppie in cui gli atleti dovranno percorrere per 4 volte un circuito di 1,1 km, mentre la seconda sera sarà riservata a una gara in linea. Vedete il drappellone che verrà consegnato al Rione, che nelle due serate otterrà il miglior risultato. Vediamo scorrere le immagini delle squadre. Vogliamo ricordare i nomi dei 5 rioni presenti a questa manifestazione: il Rione Centro, il Rione Mastromarco, il Rione Cerbaia, il Levante Tesi e il San Baronto. Questa è una manifestazione che tra l'altro ha uno scopo benefico. Tutto il ricavato verrà devoluto a favore di Gianluca Ferraro, un giovane sfortunato costretto sulla sedia a rotelle, il quale gli sportivi qui di Lamporecchio devolveranno l'importo raccolto durante queste due serate. Vediamo intanto le immagini relative alla prima batteria, la prima batteria che ha visto alla partenza per il Rione San Baronto Masi e Vaiani, per il Rione Mastromarco Biondi e Venturini, per il Rione Tesi Levante Baronti e La Vecchia, per il Rione Centro Bruno e Nutini e per il Rione Cerbaia Camedda e Macarra. Voglio ricordare che questi atleti percorreranno per 4 volte questo circuito di 1,4 km all'interno di Lamporecchio, e comunque al termine delle 5 batterie previste verrà fatta una somma dei tempi per decidere il rione vincente, a cui verrà consegnato il drappellone dipinto da Antonio Biancalani, meglio conosciuto a Lamporecchio come il pittore. Ricordo nuovamente l'organizzazione, che è a cura del Club Nibali in collaborazione con il comune di Lamporecchio. Tanto vediamo ancora le immagini della prima batteria. Abbiamo visto anche prima Vincenzo Nibali, a cui il club è dedicato, che era tra gli ospiti e tra gli spettatori presenti alla manifestazione. Con le immagini intanto siamo alla seconda batteria che vede la partecipazione per il Rione Mastromarco di Bindi e Fabio Trinci, mentre per il Rione Tesi Levante Angioini e Ciaramella, per il Rione Centro Masi Cristiano e Masi Enzo, per il Rione Cerbaia Innocenti e Picchi, per il Rione San Baronto Lari e Geri. Questi sono gli atleti che partecipano alla seconda batteria delle 5 previste in questa prima serata del primo circuito dei Rioni, che si svolge, ricordo, a Lamporecchio, in ricordo di Franco Ballerini e con il ricavato devoluto a favore di Gianluca Ferraro. Questo per volontà del Club Nibali, organizzatore della manifestazione, in collaborazione con il comune di Lamporecchio. Voglio ricordare tantissimi spettatori presenti, veramente
una bellissima serata qui a Lamporecchio. Come potete vedere anche delle immagini, a questo proposito vogliamo ricordare anche il notevole contributo di molte aziende locali, tra cui in primo luogo la ditta Fabo e la Neri Sottoli, che hanno collaborato in maniera veramente importante per la riuscita di queste due serate. Con le immagini siamo ora alla terza batteria, che vede al via per la Tesi Levante Bernardini e Danesi, per il Rione Centro Biancalani e Giannoni, per il Rione Cerbaia Gelli e Nencioni, per il Rione San Baronto Neri e Masi, e infine per il Rione Mastromarco Panatri e Giorgio Trinci. Come potete vedere anche dalle immagini, c'è sì competizione, ma soprattutto c'è la voglia di essere presenti, di prendere parte a questo primo circuito dei rioni. È veramente una festa qui per Lamporecchio. Dobbiamo veramente riconoscere che la partecipazione sia degli atleti che del pubblico è stata soprattutto a livello di sportività, di grande passione, ma soprattutto di grande volontà di fare del bene e soprattutto fare in modo che le due serate permettano di raccogliere una somma importante a favore di Gianluca Ferraro. Stiamo seguendo la terza delle 5 batterie previste. Questi due atleti sono stati superati da altri due atleti che li seguivano in questa batteria, che come le altre si svolge su 4 giri di un circuito di 1 chilometro e 400 metri. Siamo ora con le nostre immagini a seguire ancora la batteria numero 3. Abbiamo visto Panati e Giorgio Trinci, due atleti che difendono i colori del Rione Mastromarco. Questi 5 rioni che ricordavo prima sono tutti di zone limitrofe qui a Lamporecchio e si daranno battaglia in queste due serate. Ora vedete con le immagini siamo alla batteria numero 4, anche qui i 2 rappresentanti per ogni rione. Qui vediamo inquadrati Fanciullacci e Meozzi che difendono i colori del Rione Centro, poi Lisi e Nappini per il Rione Cerbaia, a seguire vedremo per il Rione San Baronto Burchi e Meacci, mentre vediamo invece Lovito e Marradini che probabilmente hanno superato i concorrenti del Rione San Baronto, e sono Lovito e Marradini che difendono i colori del Rione Mastromarco. E queste ora intanto siamo passati invece alle immagini che si riferiscono a Roberto Ferrali e Paolo Ferrali che difendono i colori della Tesi Levante. Nuovamente ricordo, sono 5 i rioni che si contenderanno il drappellone dipinto da Antonio Biancalani, detto il pittore, che verrà consegnato al termine delle 2 serate al rione che avrà ottenuto i risultati migliori. E questa coppia che vedete ora inquadrata è composta dal dottore Remo Borchi e dal Marco Meacci, una coppia che dobbiamo dire non è andata fortissimo in questa serata, però vediamo il grande impegno che il dottor Remo Borchi e il compagno mettono nel difendere i colori del Rione San Baronto. Ed ora, terminata la quarta batteria, passiamo alla quinta e ultima batteria. La prima coppia al via è quella del Rione Cerbaia con Maurizio Innocenti e Alessio Nencioni,
A seguire la coppia del rione San Baronto, Andrea Masi e Roberto Masi. Poi vedremo il rione Mastro Marco con Mancini e Francesco Trinci, il rione Tesi Levante con Baronti e Ciaramella e il rione Centro con Giachi e Sorri. Voglio ricordare che al termine della prima serata la classifica vede al comando il rione Mastro Marco davanti al rione Cerbaia, in terza posizione il rione Levante Tesi, in quarta il rione Centro e in quinta e ultima posizione il rione San Baronto. Vedremo poi in occasione della seconda serata se i rioni che attualmente inseguono il rione Mastro Marco saranno in grado di sovvertire il pronostico e nella seconda serata far sì che un altro di questi rioni riesca a conquistare il drappellone che, ricordo ancora, è stato dipinto da Antonio Biancalani. Seguiamo ora la coppia composta da Baronti e Ciaramella, è la coppia della Tesi Levante. A seguire l'ultima coppia in gara, quella composta da Giachi e Sorri, che vediamo arrivare alle spalle degli atleti della Tesi Levante, e sono proprio Gabriele Giachi e Stefano Sorri che superano gli altri due concorrenti quando siamo al termine ormai della prima serata di questo primo circuito dei rioni, con svolgimento a Lamporecchio, con l'organizzazione del Club Nibali in collaborazione con il comune di Lamporecchio e con la sponsorizzazione, tra le altre aziende, della Neri Sottoli. Qui vediamo sulla destra Giuliano Neri, che è titolare dell'azienda, così come ricordiamo che l'azienda Fabo, che ha contribuito alla riuscita di queste due serate. Qui siamo alla premiazione, è, ripeto, il rione Mastro Marco che vince la prima serata di questo primo circuito dei rioni con svolgimento a Lamporecchio. Tra poco partiranno le immagini anche per la seconda serata, vediamo le miss della Neri Sottoli che premiano gli atleti del rione Mastro Marco. Con le immagini invece siamo già alla seconda serata, sarà una gara in linea di 35 giri di questo circuito di 1,4 km che abbiamo visto nelle immagini precedenti. È stato percorso a cronometro, ora siamo alla firma della prima del via. Vedete l'organizzazione veramente ha predisposto tutto per questi 2 giorni, come per le manifestazioni a livello agonistico. Qui la manifestazione, diciamo, di agonistico non ha moltissimo, soprattutto c'è la voglia di stare insieme, la voglia di raccogliere fondi a favore di Gianluca Ferraro, a cui verranno devoluti, lo sfortunato giovane vittima di un incidente, costretto su una sedia a rotelle, a cui, ripeto nuovamente, verranno devoluti gli importi raccolti in queste 2 serate. Sono 35 i giri di questo circuito. Dobbiamo dire che la prima parte di gara ha permesso ad alcuni concorrenti che non andavano per la maggiore, se così vogliamo dire, cioè atleti che hanno preso il via più per onor di firma, ben sapendo che le speranze di vittoria erano veramente ridotte al lumicino. Ora c'è un tentativo di 3 atleti, li vogliamo ricordare: Andrea Picchi, Enzo Masi e Omar Nappini. Il gruppo li lascia fare. Siamo nei primissimi giri di questo circuito che dovrà essere ripetuto per 35 volte. Il vantaggio dei 3 uomini di testa è stato di un centinaio di metri. Vediamo, non c'è grande convinzione, ma come ho detto sin dall'inizio,
si è trattato di una giornata, anzi di 2 giornate in cui soprattutto si voleva fare dello sport, ma ancora di più si voleva fare della beneficenza, e dobbiamo dire che in questo sia gli atleti che gli organizzatori sono perfettamente riusciti nel loro intento e il loro scopo è stato pienamente raggiunto, e ci auguriamo veramente che anche gli anni prossimi si possa assistere a delle serate come quelle che abbiamo vissuto a Lamporecchio in questa 2 giorni in cui lo sport soprattutto e la beneficenza sono stati il tema dominante. Vediamo il giudice Lamanda, giudice in moto, anche per la giuria 2 serate vissute in grande tranquillità, senza l'assillo che spesso è presente alle corse. Vediamo intanto Omar Nappini che ha distanziato i concorrenti che insieme a lui prima si erano avvantaggiati, quindi è Omar Nappini, quando abbiamo percorso 13 giri dei 35 previsti, a guidare la corsa. Ora la corsa vera è partita, diciamo che i primi 15 giri sono stati condotti alla natura veramente blanda, poi dopo 15 giri quegli atleti che vanno per la maggiore, soprattutto hanno una preparazione tale da permetter loro di gareggiare a un livello più elevato, si sono messi in moto, e abbiamo visto il tentativo di Francesco Trinci e Roberto Ferrali. Alle loro spalle abbiamo visto altri atleti, quindi questa è la situazione quando siamo al 13° giro dei 35 previsti. E ora siamo ancora con le immagini a 10 giri al termine, si sono avvantaggiati alcuni atleti, vediamo Riccardo Lisi, Andrea Mancini, Gabriele Giachi, ancora Roberto Ferrali, Raniero Bindi, Francesco Trinci, Maurizio Innocenti. Questo è un gruppetto che si è avvantaggiato, sono 7 atleti che guidano la corsa, il vantaggio nei confronti degli inseguitori è di una 15ina di secondi, c'è comunque un certo controllo. Dobbiamo dire che l'iniziativa la scelta e l'iniziativa di dividere i concorrenti in 5 rioni è perfettamente riuscita. Abbiamo visto del sano agonismo tra i vari rioni. Dobbiamo dire che è un'esperienza, come ho detto prima, sicuramente da ripetere. Siamo convintissimi che il pubblico che ha assistito si è divertito, così come gli atleti che hanno veramente dato tutto, forse qualcuno anche più di quello che poteva, per cercare di difendere nel miglior modo possibile i colori del rione a cui erano stati assegnati. Ed ora torniamo alla gara, siamo a 6 giri dal termine, un gruppetto al comando composto da Gelli, Francesco Trinci, Marradini, Lovito, Fanciullacci, Bernardini, Meozzi, Nappini, Sorri, Giorgio Trinci e Giannoni. Mentre vediamo ancora questi atleti al comando, vogliamo ricordare che erano presenti alla manifestazione il sindaco di Lamporecchio Giuseppe Chiaramonte e l'assessore allo sport sempre del comune di Lamporecchio, l'ex professionista Andrea Tafi, che assieme agli organizzatori del Club Nibali hanno fortemente voluto questa manifestazione qui, queste 2 serate qui a Lamporecchio. Lasciamo ora passare gli atleti in fuga, intanto siamo ora all'arrivo. Gli uomini al comando sono stati raggiunti da alcuni atleti che inseguivano, siamo al suono della campana, sui primi sono rientrati anche Gabriele Giachi, Roberto Ferrari, Luca Panati, quindi sarà uno sprint
tra una quindicina di atleti, ed ora siamo ormai all'epilogo di queste 2 serate. Vedremo allo sprint chi otterrà il successo. Intanto passa il secondo gruppo, anche per questi atleti suona la campana, quindi ultimo giro, ultimi 1400 metri, siamo allo sprint. Vediamo una maglia giallo-blu al comando ed è Francesco Trinci. Sì, è Francesco Trinci che vince a mani alzate davanti ad Andrea Mancini, Gabriele Giachi, Roberto Ferrari, Luca Panati, Riccardo Lisi, Maurizio Innocenti, Raniero Bindi, Alessio Nencioni e Giorgio Trinci. A questo punto vogliamo ricordare che queste 2 serate il drappellone è stato vinto dal Rione Mastromarco davanti a Rione Cerbaia, Rione Centro, Rione Levante e Rione Montalbano. Quindi vittoria del Rione Mastromarco, e passiamo la parola a Stefano Fiori per le interviste. Francesco Trinci, quant'è che non ti intervistavo? Una quindicina d'anni più o meno? Sì, 15 anni penso, sì. Stasera questo primo Palio del Rione è stato un bel successo, penso faccia piacere riprovare la vittoria come facevi 15 anni fa. Sì, sono felice della vittoria, soprattutto perché è il primo torneo, era sentito, e sono contento di sia andato a Mastromarco. E comunque, come dicevo prima, anche è importante soprattutto di non perdere di vista qual è l'obiettivo principale, quello della beneficenza. Poi è normale che il torneo del Rione serve apposta per ritrovarsi, per gli sfottò, è normale, ci deve essere l'agonismo, è giusto perché è una gara, però ricordiamoci perché siamo qui, vedo che c'è tanta gente, quindi vuol dire che è una cosa che ha toccato tutti e questo mi fa piacere. Poi per il resto sono felice, cioè sono gare divertenti, penso che la gente sia divertita, quindi questo credo sia l'importante. Ha ricordato anche 2 amici che non sono più, come Franco Ballerini e Antonio Orsani. Sì, veramente quest'anno è stato per il ciclismo penso un anno tragico. Anche se non si può fare niente, ma solo ricordarli, penso che vedo che c'è tanta gente e tutti sono toccati da questa cosa e mi fa piacere. Anche tuo padre è in forma. Lui si allena più di me, lo vedo in forma. Comunque anche questa è stata una cosa che ci ha unito negli ultimi 2 anni, perché noi andavamo in bicicletta ognuno per conto proprio, e questo è stato, abbiamo fatto la squadra e è stato un motivo anche di unione. Andrea Tafi, a nome del comune di Lamporecchio, una bella serata, 2 belle serate anzi, nonostante la sconcomitanza un po' scomoda con la Fiera dei Vinci, però un successone per il pubblico che c'è stato. Ma sicuramente diciamo che per noi è stato veramente un successo, perché la gente lo ha dimostrato e questa è la cosa più bella, per una cosa, uno scopo molto nobile, quindi appunto diciamo, un qualcosa di bello e di grande che tutti gli sportivi hanno voluto fare appunto in beneficenza, quindi veramente grazie agli organizzatori. Sono convinto che il prossimo anno, insieme con la collaborazione sempre diciamo preziosa del nostro comune, riusciremo a fare la seconda edizione e sicuramente a migliorarsi. Tu di che rione sei? Io sono del rione Tesi Levante. Quindi avete perso? Abbiamo perso, però penso che con il cuore hanno vinto tutti, questa è la cosa più bella. Potevi correre anche tu, andare in aiuto della tua squadra? Difatti mi hanno già ben accusato, se c'eri te cambiava tutto. Comunque è stato questo è stato il primo anno, è giusto che sia così. Magari il prossimo anno cercheremo di dare del filo da torcere alla squadra detentore del Cenciov, così chiamato. Giuseppe Chiaramonte, primo cittadino di Lamporecchio, 2 giorni vissuti intensamente, un risultato che diciamo al di là dell'aspetto sportivo che non contava tanto, però è stato bello sotto il profilo della solidarietà per questa offerta che è stata fatta a questa persona sfortunata. Sì, a Gianluca, nei nostri cuori. Perciò tutte iniziative che in qualche modo si riesce a mettere in piedi per cercare di aiutarlo, per noi sono tutte benvenute, e questa penso che è stata di grande soddisfazione. E poi grande festa di popolo, tanto pubblico stasera, soprattutto l'ultima serata finale, e come dire un divertimento per tutti. Sì, penso che Lamporecchio ha ritirato fuori il cuore che ha sempre, quello che
in piccole competizioni così, fra rioni, la gente si trova a partecipare e gli dà grande soddisfazione. Massimo Corsini, soddisfatto di questa prima edizione del Palio ciclistico dei Rioni Lamporecchio? Sì, sono soddisfattissimo perché questa è una manifestazione che è nata in una domenica d'inverno lo scorso anno. E io insieme ai miei amici, a Lisi Riccardo, a Marco Macarra, a Simone Meozzi, Angioini e tutti quelli che la domenica andiamo in bici, io ho fatto questa proposta. Dove volevo fare il torneo dei Rioni, ci tenevo perché Lamporecchio secondo me è una terra di ciclisti, una terra dove il ciclismo si mangia da anno dopo anno, dove ha cresciuto tanti campioni, e questa ci ho sempre creduto. Io credo che stasera, dopo anche la serata di ieri sera, sia stata secondo me una bellissima serata e abbia portato tanta gente. Ricordiamoci che noi stasera siamo un po' in competizione con la Fiera di Vinci, vediamo un po' che cosa si può fare per il prossimo anno. Due parole velocissime su chi ringraziare, che vi ha dato una mano anche per i fondi raccolti a favore di Gianluca. Allora, io ringrazio soprattutto l'amministrazione comunale che ha creduto in noi, ci ha messo a disposizione tutto quello che volevamo e noi siamo grati a loro. Poi siamo grati agli sponsor che, come sapete bene, Neri Sottogli, con Baronti, la Fabo e poi tutti quegli altri piccoli sponsor che ora purtroppo non è che me li ricordo tutti, però ci vorrebbe un po' di tempo, dove hanno creduto in noi e ci hanno dato anche quelle piccolezze che ci hanno fatto crescere e ci hanno fatto arrivare a stasera. Quindi appuntamento a tutti il prossimo anno con il secondo Palio ciclistico dei Rioni Lamporecchio. Allora sì, noi vi aspettiamo tutti il prossimo anno. Vorrei dire che tutto quello che abbiamo raccolto verrà dato a Ferraro, che è un ragazzo che purtroppo ha avuto un gravissimo incidente. Quest'anno abbiamo scelto lui, il prossimo anno speriamo sempre di dare un qualcosa sempre nell'ambito del comune di Lamporecchio. Questo è il nostro obiettivo e tutti questi ragazzi sanno e sono d'accordo con me che il prossimo anno troveremo qualcosa da fare. Quindi sempre per la beneficenza. Grazie. Sempre per la beneficenza. Grazie a Massimo Corsini e buonasera a tutti voi. Rox, un nome breve per camminare più a lungo. Rox, un nome breve per volare sempre più in alto.